Per quanto riguarda la situazione dei poligoni sardi, oggetti di particolare attenzione nella presente indagine conoscitiva, evidenzia che presso il capo Frasca sono condotte attività addestrative con il solo impiego di munizionamento inerte, i cui risultati residuati sono annualmente oggetto di recupero in concomitanza con la sospensione delle attività operative durante il periodo estivo. Cauta e Volada sono stati eseguiti monitoraggi ambientali che in alcune aree delle zone di arrivo colpi hanno segnalato una contaminazione da torio, per la quale saranno avviate le necessarie bonifiche. Al momento però l'autorità giudiziaria non ha autorizzato l'esercito italiano a iniziare le bonifiche, in quanto il territorio è sottoposto a sequestro preventivo per le ipotesi di reato di inquinamento ambientale. Cauta e Volada sono stati eseguiti monitoraggi ambientali che in alcune aree delle zone di arrivo colpi hanno segnalato una contaminazione da torio, per la quale saranno avviate le necessarie bonifiche. Al momento però l'autorità giudiziaria non ha autorizzato l'esercito italiano a iniziare le bonifiche, in quanto il territorio è sottoposto a sequestro preventivo per le ipotesi di reato di inquinamento ambientale.